Titoli di coda del quinto trofeo Coppa di Mezz'estate, Francesco Porcu. Finalmente siamo riusciti ad eliminare Riccardo Piras, che per tutto il torneo ci ha deliziato delle sue performance. No, complimenti davvero, perché tantissima gente, abbiamo appena finito le premiazioni di un torneo che ormai ha veramente preso il là per quello che riguarda l'estate in città. Da quest'anno non solo calcio ma anche basket va a onore della vostra organizzazione e della grande fatica che avete messo tutti insieme. Allora ci tenevo a ringraziare come prima cosa chi è stato con me al mio fianco, Riccardo, Matteo, Fabrizio e Gabriele, perché è stato un lavoro veramente di squadra, di 5 ragazzi che dopo 4 mesi sono riusciti a concludere un torneo di calcio di 28 squadre che ha portato oggi a Carbonazzi circa 400-500 persone. In questo torneo hanno partecipato persone del calibro di Fraula, Angella, De Lipperi, gente che io magari andavo 10-15 anni fa allo stadio a tifare. Per me e per i miei colleghi è stata una cosa, un motivo di orgoglio molto importante. Una grande iniziativa che è nata 5 anni fa e sposa sicuramente quello che è lo spirito, in primis, l'hai detto tu poco fa, di amicizia, però anche goliardico, perché abbiamo assistito a una bella finale con il pubblico che partecipava anche con delle battute incredibili, e questo credo che sia un buon viatico per il prossimo futuro. Già in itinere la 6ª edizione? Diciamo che ancora ci stiamo lavorando su, nel senso che adesso vediamo, ora ci riposiamo, è luglio, vorremmo andare in vacanza, c'è chi studia, c'è chi lavora e diciamo che questo torneo ci ha tolto molto, diciamo ci ha portato anche all'esaurimento a volte e quindi adesso ci godiamo le vacanze e vediamo l'anno prossimo, dai. Francesco, un grazie particolare a tutti gli sponsor, a iniziare dai nostri amici che hanno tenuto a battesimo questo torneo con l'estrazione, parliamo quindi del Renault, nella fattispecie della titolarità chiaramente, però vogliamo ricordare anche il nostro amico Nicola Cascioni che stasera non è con noi per motivi proprio di lavoro, ma insieme a lui tutti gli altri che stanno credendo in questo grande progetto. Che ripeto è importante perché porta tanta gente, tanti giovani, tante famiglie a godere di questo spettacolo. Sì, diciamo che senza Nicola il torneo non sarebbe neanche iniziato, perché Nicola ci ha dato una mano importante come Barbershop Pinuccio, come tutti gli sponsor che vedete qua nel campo, Nedu Costruzioni, i miei sponsor, c'è stato Biathlete che ci ha aiutato nelle grafiche giorno per giorno, che ci ha seguito in tutto il torneo. Io veramente adesso non voglio dimenticarmi qualcuno e li accomuniamo tutti in un grazie. Grazie veramente a tutti e sono veramente felice di quello che è successo, di quello che abbiamo vissuto in questi giorni qua, davvero. Grazie a voi e naturalmente ci vediamo il prossimo anno. Speriamo, dai.